Continuano le audizioni della quinta commissione del Consiglio regionale sul progetto di riforma della sanità presentato dalla Giunta Zaia. Le scorse ore hanno visto il susseguirsi di rappresentanti dei consumatori, di ordini professionali e di sindacati medici. La voce dei cittadini è stata portata dal Codacons, che attraverso il presidente regionale Franco Conte ha espresso la sua sostanziale condivisione del testo, segnalando però alcune criticità. In primis la forte preoccupazione sulla possibilità che un solo dominus, il direttore generale della nuova azienda, governi l'intera sanità regionale. Molto critiche alcune voci del mondo medico, audito nella mattinata odierna. Il testo del progetto di legge è stato giudicato negativamente da diversi rappresentanti sindacali, alcuni dei quali preferirebbero una riduzione delle ULSS sulla base non di dimensioni provinciali, bensì di nuovi ambiti territoriali. Ci sono poi alcuni comitati di cittadini che temono di non veder riconosciuta la specificità dei propri territori e di perdere quindi alcuni servizi che ritengono fondamentali. Non tutto probabilmente da scartare a priori, però bisogna stare attenti a far sì che il cambiamento sia in positivo, cioè che i cittadini non perdano i servizi essenziali, soprattutto nei territori fragili dove comunque è già difficile vivere e quindi sono già penalizzati proprio per la lontananza dei centri grossi dove si possono avere cure specialistiche più avanzate. Ecco, chiaramente noi non chiediamo di avere reparti specialistici, ma semplicemente di avere i reparti di base che permettono alle persone di avere cure in tempi brevi e in tempi ragionevoli. Le audizioni odierne non sono le ultime nel programma stilato dal presidente della commissione Fabrizio Boron. Le voci del mondo medico e degli operatori proseguiranno ancora durante le prossime 2 settimane. Al termine della tornata di ascolto, spiega l'esponente della Lega, sarà riportato in commissione il testo del progetto di legge con l'inserimento dei correttivi più appropriati tra quelli proposti durante le audizioni.